Sulla la pancia, no? Eccoci, siamo in rec con il sottosegretario Gemmato. Qual è il valore di questa quarta edizione del festival? Oggi pomeriggio parlerà in un intervento al terzo tavolo della giornata riguardo alla salute e al wellness. Cosa ci racconta? Un valore molto importante. Condivideremo con le regioni, ma anche con la comunità scientifica, l'importanza della corretta alimentazione inserita nei corretti stili di vita. Oggi alimentarsi bene, aderire alla dieta mediterranea, che potremmo anche chiamare dieta italiana, significa evidentemente precurare o prevenire alcune patologie, in primis quelle croniche non trasmissibili. È provato che addirittura c'è, aderendo alla dieta mediterranea, una riduzione del 9% di particolari tumori. Malattie metaboliche, cardiovascolari vengono prevenute soltanto mangiando banalmente bene. Lo diremo al tavolo, lo diremo con importanti espressioni della comunità scientifica, lo diremo da un ministero che crede che oggi si debba perequare con la differenza che esiste fra il 95% che viene speso per cura del nostro Fondo Sanitario Nazionale e soltanto il 5% in prevenzione. Dobbiamo investire in prevenzione per evitare che determinate patologie si conclamino e quindi per curare meglio gli italiani, ma come effetto collaterale indotto diretto un risparmio per le casse dello Stato e quindi sostenibilità per il nostro sistema sanitario nazionale pubblico. Parlare di dieta mediterranea, di dieta italiana, di prodotti non ultraprocessati e quindi della nostra tradizione alimentare significa fare tutto questo e oggi lo faremo anche grazie alle regioni che hanno identificato in maniera lungimirante questo tema da affrontare, che è un tema di prospettiva anche per il nostro sistema sanitario nazionale. Ecco, quindi riallacciandoci il valore di queste 21 regioni unite in questa quarta edizione, cosa ne pensa? Beh, è un patrimonio da mettere a fattore comune, sempre riferendoci al tema del convegno di quest'oggi. Le 21 regioni hanno ciascuna una propria peculiarità, danno a quella straordinaria dieta mediterranea, dieta italiana, un quid pluris, ognuno dà qualcosa di più che ci viene guardato dal mondo in maniera come dire, curiosa e viene studiata. Noi siamo la popolazione più longeva al mondo, siamo secondi soltanto al Giappone, lo siamo perché appunto aderiamo a questi corretti stili di vita, ma in particolare una dieta che è appunto la nostra dieta tradizionale e storica che ci viene dai nostri nonni e che noi chiaramente alla quale aderendo ci diamo prospettive di longevità. E Grazie. permetto un'altra domanda. Come no? Parla di questo vantaggio dell'Italia di avere una grandissima diversità, ma quindi di fatto il nostro paese ha la sua forza sia nell'unione che nelle differenze. Questo incontro istituzionale ci permetterà di esaltare sia le individualità sia l'unione del nostro paese? Beh, sicuramente, allora lo ricordavo, come dire, la positività, la straordinaria forza della dieta italiana viene proprio dalle specificità, quindi da ciò che ogni territorio, le 20-21 regioni, gli 8.300 campanili comuni danno ciascuno al nostro patrimonio culturale in generale, alimentare in particolare parliamo di questo. Si tratta appunto di metterlo a fattore comune, di omogenizzarlo in una visione globale nazionale partendo proprio appunto dalle regioni che in questo momento stanno dando un grande contributo e quindi la presenza mia del governo è proprio mirato a questo, all'esaltazione di queste differenze, ma soprattutto inserite in un ambito e in un alveo globale, nazionale che guarda e vede e descrive un'Italia unita ma con tante difficoltà dal punto di vista, differenze dal punto di vista alimentare. Ora, se scendiamo da nord a sud abbiamo in ogni regione una peculiarità. Penso all'olio extravergine d'oliva diciamo, pugliese del meridione, molto ricco di polifenoli, quindi che hanno attività antiossidanti, a legumi che apportando diciamo, proteine a partire dai vegetali impattano positivamente sulla dieta.
penso ai tanti alimenti che ora la nostra straordinaria cultura ha e che possono essere inseriti in questa dieta che diventa patrimonio, che è diventato ormai un patrimonio mondiale, che viene studiata all'estero, che è stata già studiata nel dopoguerra dagli americani, proprio perché in Italia non si esprimono determinate patologie, o si esprimono meno, e c'è una mortalità più bassa rispetto ad altre nazioni, pur essendoci le stesse condizioni. Se ci pensate, in altre nazioni europee e mondiali che hanno pari livello di cultura, pari livello di accesso alle cure, pari livello di accesso ai farmaci, gli italiani vivono di più. E perché questo? Per l'alimentazione. Grazie mille.